Task force dei vigili urbani di Agrigento e nei turbini dell'Iseda. Oggetto dei mirati e attenti controlli, 60 sacchetti della spazzatura. Obiettivo scovare e multare gli incivili. Ad incastrarli sono state lettere e cartoline, così in poche ore si è riusciti a identificare 4 incivili e a sanzionarli. La multa elevata è stata di 600 euro a testa. Gli incivili identificati erano tutti agrigentini, tutti residenti nel rione di Monserrato, dove i controlli ieri si sono concentrati. E la scelta di Monserrato non è stata affatto casuale. Fra Monserrato e Villaseta la raccolta differenziata porta a porto è infatti già partita da diverse settimane. Rimossi i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, gli operatori ecologici, così come gli impiegati dell'ufficio ecologia di Palazzo dei Giganti e la polizia municipale, avevano visto aumentare a vista d'occhio i sacchetti della spazzatura abbandonati lungo il ciglio della strada, fa marciapiedi e aree verdi. E dunque sono scattate le sanzioni amministrative, ma non è finita. I controlli andranno avanti anche nella giornata di oggi e poi ancora e ancora. Le verifiche verranno effettuate, per come aveva annunciato il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni, a campione e verranno fatti non sempre nella stessa location. Riflettori puntati, oltre a Villaseta e Monserrato, anche su Contrada Borsellino, la zona industriale che è a cavallo fra Agrigento, Aragona e Favara. Ma gli incivili non sono solo quelli che abbandonano i sacchetti della spazzatura. Questo è un video denuncia realizzato da Maria Amico in località Pianogatta, a pochi metri dal cimitero. Immagini che mostrano un'inquietante discarica di Eternit e di bidoni sospetti. Agrigento sostiene a gran voce l'associazione ambientalista ha bisogno di un vero e proprio piano Marshall per la bonifica. Ed un'altra area presa d'assalto dagli incivili è l'entrata dell'Addolorata, meglio conosciuto come Parco Icori, una mega discarica a cielo aperto inaugurata più volte, ma rimasta di intrattenimento per topi e zecche.